Ma a Juventus si può davvero permettere Victor Osimhen? Ragazzi, bentornati su Calcio Espresso, io sono Vincenzo e oggi vi voglio parlare di questa follia che si è prodotta in questi giorni, complice anche naturalmente la sfida di Champions League tra Juventus e Galatasaray, di Osimhen alla Juventus. Naturalmente perché c'è stata questa follia? Perché si è cavalcata quest'onda? Perché il nostro buon Victor Osimhen si è messo insomma a sparare una serie di dichiarazioni, per non dire altro, in cui ha parlato che giocare nella Juve sarebbe un privilegio, che c'erano stati contatti con la Juve, ben più di contatti con la Juve prima di passare al Galatasaray, e che per colpa di De Laurentiis, insomma per colpa del Napoli, questo trasferimento alla Juve all'epoca non si perfezionò, non andò in porto. Ebbene ragazzi, perché parlo di follia di mercato? Perché partiamo dal presupposto che non mi nascondo, non ci nascondiamo noi tifosi del Napoli, almeno per quelli che ragionano come me, se dovesse mai andare alla Juventus Victor Osimhen mi darebbe indubbiamente molto fastidio per una serie di infiniti motivi che potete immaginare, essendo tifoso napoletano, ma a un certo punto me ne farei anche una ragione. Come mi hanno dato estremamente fastidio tutte le dichiarazioni che lui ha fatto in questi giorni, perché comunque sentire un giocatore che ha fatto la storia, per quanto non sia una cima, mettiamolo così, non sia un fenomeno dal punto di vista intellettivo, cercando di essere insomma abbastanza il più gentili possibili, ha comunque fatto la storia a Napoli, è un attaccante devastante, e sentirlo parlare in questo modo, insomma, lui può avere tutte le motivazioni del mondo, indubbiamente fa comunque male, dà comunque molto fastidio, come anche il fatto di non esultare allo stadium è veramente una paraculata, ragazzi. Il fatto che non ha esultato per rispetto all'allenatore che ha creduto in lui. Victor, ma chi vuoi piglia per culo, frate, ha detto proprio chiaramente. Però detto questo ragazzi, è una follia totale di mercato quella che è andata in scena in questi giorni su qualsiasi testata giornalistica, perché adesso si cominciano un poco a delineare le cose per quello che probabilmente sono, ma fino praticamente a stamattina, a ieri sera, si parlava di questa trattativa che si poteva fare perché Victor a quanto pare è interessato, vuole andare alla Juve, di qua, di là, eccetera eccetera. Ma torniamo alla domanda principale che ho fatto in apertura di questo piccolo video in cui volevo parlare di questa cosa. Ma la Juventus si può davvero permettere Victor Osimhen? Ragazzi, la risposta è naturalmente no, come praticamente tutte le società in Italia non si possono permettere né l'acquisto né il mantenimento di Victor Osimhen a livello di stipendio. Ragazzi, ma è semplice, non è nemmeno economia, è semplicemente fare dei conti, è semplicemente pensare come è la situazione del calcio italiano e in che condizioni versano le società del calcio italiano. Insomma, sono la maggior parte piene di debiti, con poca liquidità, con pochi soldi, con stipendi insomma che non sono minimamente a livello nemmeno della Turchia, perché la Turchia insomma ha anche un regime fiscale totalmente diverso dall'Italia che gli permette di dare degli stipendi veramente altissimi. Ma partiamo dal fatto che il colpevole di questo mancato arrivo di Osimhen alla Juve di qualche tempo fa, e cioè Aurelio De Laurentiis, sia anche il visionario, dal mio punto di vista, che ha messo una clausola di ben 24 mesi che scade il 1 settembre 2027, per cui se una qualsiasi società italiana vuole comprare Victor Osimhen deve spendere una barca di soldi immensa, perché deve dare in questa sessione di mercato 70 milioni, altrimenti nella prossima sessione di mercato 50 milioni al Napoli praticamente come penale, e poi pagare anche il valore del giocatore, pagare anche il cartellino del giocatore al Galatasaray. Quindi praticamente sarebbe una cifra totalmente spropositata, perché naturalmente il Galatasaray, per non perderci, avendoci investito 75 milioni quando l'ha comprato dal Napoli, sicuramente non lo rivenderebbe a 75 milioni, ma lo rivenderebbe in ogni caso anche, diciamo, a una cifra abbastanza superiore, dato che comunque il giocatore a rendere sta rendendo tantissimo sia in Turchia sia in Champions, come era naturale aspettarsi. Quindi già c'è questo investimento gigantesco dal mio punto di vista, dal punto di vista del cartellino,
ma naturalmente diciamo cartellino che, diciamo, soldi che magari qualche società potrebbe anche decidere di investire. Ok, dice ok, prendo 200 milioni e li butto, tra virgolette, che non è un buttare, li investo in un attaccante che è sicuramente fortissimo, è totalmente nel prime perché ha 27 anni, quindi c'ha almeno altri 3, 4, 5 anni ad alti livelli, se va tutto bene fisicamente, resta integro, diciamo, da affrontare. Il problema reale, ragazzi, è scusatemi, è l'ingaggio, perché l'ingaggio vabbè, scusate, a volte dico minchiate anch'io, l'ingaggio al momento tocca cifre come 15 milioni netti, 15-16 netti, non vorrei sbagliarmi, col Galatasaray, sicuri, più i bonus che alcune testate dicono con i bonus Osimhen potrebbe arrivare anche a 21 milioni netti incassati in un solo anno. Ragazzi, 21 sono follie e sono stipendi solo da Premier League dal mio punto di vista e da poche altre, insomma, società sulla faccia della terra, ma anche 15-16 milioni netti sono stipendi, sono ingaggi che in Italia assolutamente nessuna società si può permettere, tantomeno la Juventus, come l'Inter, come il Milan, come alla fine comunque anche il Napoli, perché le prime tre sicuramente hanno tanti altri problemi anche economici a cui dare conto e uno stipendio del genere sarebbe veramente un suicidio. Il Napoli, insomma, fa altre tipologie di discorsi, comunque non si può permettere questi stipendi perché sono estremamente alti e quindi ripeto che la Juventus in primis, ma perché si è parlato di Victor Osimhen alla Juventus, ma a cascata tutto il resto delle società in Italia non si potrebbe in questo momento minimamente mai permettere Osimhen, a meno che Victor Osimhen non decida di ridursi drasticamente l'ingaggio. E adesso io vi pongo una domanda a voi: ma secondo voi Victor Osimhen, per quel poco che l'avete conosciuto, è un calciatore, è un giocatore, è un uomo che si andrebbe a ridurre l'ingaggio solo per affrontare una sfida sportiva che lui ritiene stimolante, come per esempio andare in un club comunque importante come la Juventus? Io onestamente, per quel poco che l'ho conosciuto quando è stato a Napoli, penso proprio che non è assolutamente la persona, l'uomo che fa una cosa del genere, anzi lui ha sempre cercato più soldi possibile, vabbè, tutto a posto, più soldi possibile. Questo è anche uno dei motivi, al di là del carattere, perché Osimhen ha un carattere complicatissimo, perché dovete anche venirmi a spiegare, o no a spiegare, perché io so benissimo, cioè penso di sapere benissimo quali sono le motivazioni, ma cioè secondo voi perché Osimhen è andato al Galatasaray e non per esempio in un qualsiasi club di Premier League, in un qualsiasi club della Liga? Perché avesse avuto un qualsiasi altro carattere o avesse avuto qualsiasi altre richieste a livello economico, dal mio punto di vista tantissimi club avrebbero fatto carte false per avere insomma, a disposizione un attaccante del genere. Invece lui dove va a finire? In Turchia, dove dal punto di vista caratteriale, insomma, un po' se ne fregano, hanno comunque i soldi grazie al loro regime fiscale da investire in queste situazioni, e quindi insomma il Galatasaray ha fatto festa, tra virgolette, e se l'è andato a prendere. Ma io penso siano queste le motivazioni per cui lui è andato al Galatasaray e non in qualsiasi altro club. E anche al Galatasaray sta dimostrando determinate carenze, soprattutto a livello caratteriale, perché poi come giocatore non si discute, è un attaccante fenomenale, è un animale, ma a livello caratteriale e a livello di denari, insomma, ha sempre avuto, dal mio punto di vista, dei grossissimi difetti. Questo è quello che io penso sulla questione Osimhen. Onestamente mi faceva piacere fare un video in cui vi raccontavo questa cosa, perché si sono veramente dette una serie di minchiate. Nel frattempo vorrei anche ringraziare il nostro presidente, ragazzi, che io sostengo da una vita, perché da tantissimi punti di vista è un visionario, potrà avere tutti i difetti che volete voi, ma se noi siamo a questo livello è anche per De Laurentiis, e quindi grazie per aver creato questa clausola. Te lo dico Aure, te lo dico proprio apertamente. E raga, mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. Non vi dimenticate le nostre live il lunedì e il venerdì alle 18 tutte le settimane. Seguiteci sui social e unitevi, ragazzi, al nostro canale Telegram, perché lì vi mandiamo tutte le informazioni di quando escono i nuovi video, di quando andiamo in live, ci potete fare domande, possiamo interagire. Ragazzi, è un canale aperto, naturalmente gratuito, vi aspettiamo in molti. Noi ci vediamo alla prossima puntata, alla prossima live, al prossimo video.
Voglio e forza Napoli sempre.